Carissime, carissimi, buongiorno. Eccoci qui per un nuovo incontro di yoga insieme. E oggi il nostro incontro lo iniziamo con un bel sorriso. Un sorriso sul nostro viso, un sorriso anche nel nostro cuore. Un sorriso che cambia un po' tutto il nostro ambiente interiore. Lo rende più calmo, più tranquillo e più luminoso. Sentiamolo questo sorriso, sentiamo che entra dentro di noi, scende dentro di noi, scioglie tutte le tensioni e cerchiamo di togliere tutte le tensioni anche dal nostro corpo. Le spalle si allargano bene, scendono lontano dalle orecchie, si rilassano, respirano. E poi appoggiamo come sempre le mani all'addome e ascoltiamolo il nostro respiro. Ascoltiamolo con attenzione. Cerchiamo di non distrarci, di non far entrare pensieri nella mente, semplicemente ascoltare il respiro, ascoltare il movimento dell'aria che entra, che esce. Sentiamo anche le piccole pause tra una fase del respiro e l'altra. C'è solo il nostro respiro. Diventiamo il nostro respiro, entriamo in questo ritmo tranquillo del nostro respiro. Bene. Adesso facciamo una sequenza, facciamo dei movimenti per sciogliere bene le spalle. Incurviamo un po' le spalle, flettiamo la testa in avanti, lasciamo cadere le braccia, le portiamo un po' indietro, fuori il respiro. Apro. Inarco leggermente, palmi delle mani in avanti, un po' indietro il viso, dentro il respiro. Poi raddrizzo la schiena, sulle braccia, le braccia leggere senza peso, le ruoto completamente senza fare questo, e giù bene le spalle, lontano dalle orecchie. Poi riporto i palmi delle mani verso l'alto, sulle braccia, palmi delle mani a contatto, lo sguardo alle mani. Poi lentamente faccio scendere le braccia, torno nella posizione di partenza, ripetiamo ancora, fuori il respiro, dentro il respiro, su, fuori il respiro, sollevo le braccia, cerchiamo di renderle leggere, leggerissime, le ruotiamo lentamente. Ancora le facciamo girare, riportiamo i palmi verso l'alto, sulle braccia, dentro il respiro, sguardo alle mani, palmi delle mani a contatto e poi espirando faccio scendere le braccia fuori completamente il respiro. Mi fermo un attimo così con la testa abbandonata, con le braccia abbandonate e poi con calma mi risollevo, rilasso. Portiamo le mani ai fianchi, apriamo bene le spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lentamente, cercando di fare un bel movimento lento e ampio. Nell'altra direzione, cercando di non creare tensioni, teniamo sempre le spalle rilassate, tutto il corpo rilassato, ancora un cerchio e ci fermiamo, rilassiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, sempre leggere, senza tensioni, spalle lontano dalle orecchie. Facciamo ruotare i palmi delle mani,
li portiamo verso l'alto. Poi ancora cambiamo, dorso delle mani a contatto, le braccia si allungano in avanti, sempre tutto con leggerezza, braccia senza peso. Ancora. Braccia in avanti, teniamole un attimo così, leggerissime. Poi le facciamo scendere piano piano. Con calma, li facciamo scendere, portiamo il dorso delle mani sulle cosce, rilassiamo, spalle bene aperte, ascoltiamo per un attimo, spalle, braccia, sentiamo che il corpo si risveglia, l'energia comincia a circolare. Adesso solleviamo un ginocchio. Mani intrecciate sul ginocchio, cerchiamo di avvicinare bene il ginocchio alla spalla. Inspiro, espirando mi fletto in avanti, cerco di portare la fronte verso il ginocchio, poi inspiro su, abbasso il ginocchio, distendo bene la colonna vertebrale, dentro il respiro, fuori il respiro. Fuori completamente il respiro. Ancora su, allungo, dentro il respiro, fuori il respiro. Poi abbasso la gamba, rilasso, mani intrecciate sull'altra gamba, sulla spingo bene verso la spalla. La faccio scendere, inspiro, espiro. Su ancora, inspiro, allungo bene la colonna verso l'alto, apro bene le spalle mentre il ginocchio scende, espiro, sul ginocchio, fronte al ginocchio, esce completamente il respiro. Ancora, inspiro, espiro. E ritorno. Rilasso, sciolgo, distendo, bei respiri profondi. Adesso portiamo le mani alle spalle. Portiamo le braccia verso l'alto. Cerchiamo di avvicinare i gomiti dietro i polsi, scusate, avvicinare i polsi dietro la nuca, sui gomiti verso l'alto, dentro il respiro, fuori il respiro, lentamente scendono le braccia, i gomiti ritornano ai fianchi. Ancora sulle braccia, inspirando, portando dentro il respiro. Sentiamo come si muovono i muscoli della schiena, i muscoli sulle fasce laterali del corpo, come tante fasce elastiche che si allungano. E poi con l'espirazione, mentre le braccia scendono, sentiamo che tutti i muscoli si accorciano, ritornano nella loro posizione naturale. Ancora una volta, lentamente su, inspiro. E lentamente giù le braccia, espirando, buttando fuori completamente il respiro. Bene, e rilassiamo. Adesso sblocchiamo un po' le cervicali. Inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro, inclino la testa verso una spalla, inspiro, espiro. Ancora, testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Muoviamola con attenzione la testa, poi ancora testa al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno.
Adesso portiamo un po' indietro la testa, non troppo, senza chiudere le cervicali, e apriamo la bocca, spalanchiamola completamente. E lentamente richiudiamo, continuiamo a aprire e a chiudere la bocca lentamente. Sentiamo come lavora la mandibola, la mascella, togliamo tutte le tensioni dalla parte inferiore del viso. Ancora la bocca si apre e si richiude. Riportiamo la testa al centro. Con il mento disegniamo delle V nell'aria, la lettera V. La testa su e giù con leggerezza. Ancora. Bene. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa lentamente, sempre ascoltando come la gola si allunga quando portiamo la testa indietro e come si allungano le cervicali quando flettiamo la testa in avanti. Adesso sempre lo stesso movimento nell'altra direzione. Partiamo dall'altra spalla, cerchi lenti, ampi, sempre ascoltando il movimento della testa, sentendo il peso della nostra testa e muovendola sempre con delicatezza. Bene. Ci risolleviamo. Adesso portiamo le mani sulle cosce. Inspirando, inarchiamo la schiena, spingiamo indietro le spalle, spingiamo indietro anche i glutei. Dentro il respiro, fuori il respiro. Le mani scivolano, vanno verso le ginocchia, giù la testa, incurviamo le spalle, in dentro l'ombelico. Inspiro. In fuori l'ombelico, indietro le spalle, spingiamo indietro anche i glutei e fuori il respiro. Ancora, inspiro lentamente, inarco bene la schiena, spingo bene indietro le spalle, spingo in fuori i glutei. Espiro, le mani scivolano sulle cosce, arrivano fino alle ginocchia. Facciamolo ancora una volta. Inspiro. Fermiamoci un attimo così, spalle spinte indietro, lontano dalle orecchie. Un pochino indietro la testa. Vediamo proprio che i glutei spingono in fuori. L'ombelico spinge in avanti. Teniamo un attimo questa bella posizione, cerchiamo anche di avvicinare bene le scapole. Inspiriamo ancora, espirando lentamente la testa scende, si flette in avanti, le mani scivolano fino alle ginocchia, le spalle si incurvano, giù bene la testa, in dentro l'ombelico. Rimaniamo un attimo così. E poi ci risolleviamo. Bene. Adesso chiudiamo i pugni, stringiamoli forte. Poi apriamo le dita, cerchiamo di separare bene le dita delle mani. Le chiudiamo ancora. Apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Separiamo bene le dita delle mani, chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo forte, ancora apriamo pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Le dita bene aperte, separate. Chiudiamo il mignolo, l'anulare,
il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo forte e abbandoniamo le braccia, rilassiamo. Adesso prendiamo la posizione del fiore chiuso e del fiore aperto. Incrociamo le braccia sul petto, ci raccogliamo un po' giù la testa, incurviamo un po' le spalle. Immaginiamo di essere un piccolo fiore con tutti i petali raccolti. E arriva un raggio di sole, arriva la luce e piano piano il fiore comincia a schiudersi. Si separano piano le braccia, si risolleva la testa, lento il movimento, un fiore sboccia a poco. Apriamo le braccia, portiamo il viso verso l'alto, apriamo bene anche i palmi delle mani, li rivolgiamo su verso il cielo. Immaginiamo adesso di essere un piccolo fiore con tutti i petali aperti, un fiore che riceve il dono della luce, si offre alla luce, un piccolo fiore che esprime tutta la bellezza, tutta la meraviglia del creato. La luce, il sole, il cielo sono lì per noi. Il fiore si nutre di questa luce. E poi piano piano si raccoglie ancora, racchiude ancora tutti i suoi petali. Torniamo nella posizione di partenza, la posizione del fiore chiuso. Chiudiamo anche i pugni, incrociamo le braccia sul petto, rimaniamo un attimo così, raccolti con il cuore pieno di luce. Stringiamo le braccia al petto, stringiamo questo tesoro, il tesoro della luce, portiamolo in profondità dentro di noi. E poi piano piano ci risolleviamo, rilassiamo, allunghiamo le braccia, spingiamole lontano, giù bene lontano dalle orecchie, le spalle, teniamo l'allungamento delle braccia, poi lentamente le incrociamo con un movimento lento, incrociamo le braccia, le apriamo ancora, le spingiamo lontano, le portiamo verso l'alto, allunghiamoci bene verso l'alto, cerchiamo di allungare anche tutta la colonna verso l'alto e poi portiamo il dorso delle mani a contatto, facciamo scendere lentamente le braccia, riportiamo le mani in grembo, rilassiamo e sorridiamo. Sorridiamo ancora, un sorriso sul viso, un sorriso nel cuore e cerchiamo di mantenere questo sorriso, un sorriso luminoso, cerchiamo di mantenerlo dentro di noi per tutta la nostra giornata. E a tutti auguro una buona giornata. E come sempre vi abbraccio con affetto e vi auguro di passare in questa giornata e in tutte le giornate che verranno delle ore serene. A presto, cari amiche, cari amici.